su questa vicenda del rigassificatore di Zaule, ma come ho già detto parecchie volte, sono stati dei mesi in cui abbiamo avuto l'occasione di approfondire, di comunque raccogliere informazioni nuove che ci hanno resi forse più consapevoli, per cui quello che valutiamo oggi non è semplicemente una ripetizione di un atto già importante che abbiamo dato nel febbraio di quest'anno, ma è, se vogliamo, un pronunciamento su quello che è successo dopo quella data. E sono stati avvenimenti importanti, da un lato rappresentati da una continua trasmissione di integrazioni che in qualche modo hanno giustamente richiesto al Comune di rimodulare il suo parere rispetto alle cose nuove che arrivavano. Secondo, altrettanto importante, un improvviso cambio di protagonista principale, laddove quest'estate alla Regione, come incaricata di valutare la possibilità di concedere l'autorizzazione unica a costruire e a gestire l'impianto, sono subestati i ministeri, in primis quello per lo sviluppo economico. Allora non c'è dubbio che se volessimo rendere più fattiva questa occasione ed arrivare al voto con le idee, diciamo, più chiare e più aggiornate possibile, dobbiamo in qualche modo partire dalla nostra delibera del febbraio di quest'anno, che nella logica di questa si intende totalmente acquisita. Quindi, se vogliamo, la delibera che noi oggi andiamo a valutare in qualche modo si richiama per molti aspetti a quello che è stato il deliberato del febbraio scorso, ovviamente depurato ed aggiornato con le ultime integrazioni ricevute. Ricordo semplicemente, per in qualche modo rendere l'analisi più sciolta possibile, credo che voi avete il testo sotto i vostri occhi, che dopo aver trasmesso ai ministeri e alle regioni il nostro parere del febbraio, c'è stata una prima richiesta di integrazioni fatta dalla Regione, la quale ha messo in atto la prima conferenza interna dei servizi, conferenza che in qualche modo ha evidentemente individuato delle necessità di approfondimento, a cui in sostanza Gas Natural ha risposto evidenziando un primo elemento di grande novità, e cioè inserendo l'elettrodotto da Padriciano a Zaule come opera a tutti gli effetti da inserire all'interno del progetto che avevamo valutato in precedenza. Questo è un primo elemento di grande novità che ha in qualche modo determinato una prima sospensione dei procedimenti da parte della Regione. Quindi in qualche modo all'interno di questa richiesta di sospensione c'è stata la possibilità per gli uffici comunali, avendo ricevuto questa prima integrazione da parte di Gas Natural, di fare una prima valutazione complessiva del progetto, così come somma del progetto approvato a febbraio, delle prime integrazioni e della notizia dell'elettrodotto come parte integrante del progetto stesso. Da questo punto di vista, quindi, sono state riconfermate, in quanto non era nessun elemento che consentisse un giudizio diverso, al di là di una serie di pareri espressi da varie aree, il parere negativo sulla richiesta di variante presentata da Gas Natural, che chiedeva di inserire tra le attività previste per l'area in questione anche quella della trasformazione delle merci, ma non solo. Sono anche emersi che nell'attraversamento dell'opera per consentire l'interramento dell'elettrodotto si andavano a toccare delle aree di pregio del nostro territorio, aree inserite ad esempio in aree di interesse comunitario, che quindi in qualche modo rendevano quasi quasi non più attuale neanche la valutazione di impatto ambientale iniziale, quella ancora presentata nel 2006 e a cui si era arrivati con un parere favorevole nel 2009. Quindi abbiamo letto con molta attenzione una specifica valutazione dell'analisi di proposta di variante,
in cui si è ricordato appunto che diventava di nuovo protagonista il Ministero per le attività culturali, visto che si trattava di andare a toccare delle aree di pregio, e si cominciava a ribadire ancora una volta che al di là del contrasto tra il piano regolatore vigente e quello che veniva proposto con la variante, c'era anche questo pronunciamento prodotto a livello delle direttive del nuovo piano che in qualche modo portava il Comune a negare sul suo territorio impianti da definire a rischio di incidente rilevante, cioè ex legge Seveso, tra cui per definizione rientra anche il rigassificatore. Questi erano quindi i pareri di alcune aree specifiche dell'area città e territorio, cioè il servizio di edilizia privata che riconfermava la non rispondenza tra il piano attuale e le proposte di variante, e del servizio di pianificazione urbana. Andiamo avanti col tempo, quindi noi cominciamo a riproporre uno di questi pareri interessante, ve lo segnalo all'inizio di pagina 9, ed è quello proposto dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile, in cui in qualche modo, pur avendo ricevuto delle integrazioni e degli aggiornamenti in merito ai rischi di incidente rilevante, questo ufficio ribadiva che sarebbe opportuno, vista l'area in cui si collocava l'impianto, che ci fossero anche da valutare eventuali ipotesi remote di rischio di incidente rilevante in quella logica di precauzione che il sindaco ha inteso adottare all'interno di questa vicenda. Successivamente Gas Natural ha prodotto successive ulteriori integrazioni, in quanto la Regione aveva segnalato degli errori nella documentazione di cui ho parlato in precedenza, e queste integrazioni ulteriori cominciavano a introdurre il concetto di piano particellare di esproprio. Ecco una novità importante che, come dicevo, è andata fortemente a modificare quella che è la nostra conoscenza del progetto, così come approvato nel febbraio di quest'anno. Conteneva questo aggiornamento volontario molti adeguamenti rispetto alla definizione dei rischi di incidente rilevante. Successivamente, la faccio un po' rapida, a maggio la Regione Autonoma ha riconvocato la seconda riunione della conferenza interna dei servizi e ha richiesto ulteriori integrazioni al progettista, chiedendo che si pronunciasse sul parere tutte le aree di competenza regionale, quindi quella delle risorse ittiche, della caccia, dell'agricoltura, delle foreste, della biodiversità, dell'idraulica, delle gestioni patrimonio, eccetera, eccetera. Questo deposito è avvenuto a fine maggio. In questo ulteriore deposito di ulteriori aggiornamenti erano contenute anche alcune informazioni nuove di interesse anche per il Comune, in primis ad esempio lo studio sulla dispersione del cloro nel mare, oltre ovviamente a tutte le descrizioni ulteriori sul cavidotto interrato tra Padriciano e Zaule, sulle quali altro parere degli uffici regionali, che riconfermavano l'esigenza di guardare all'area di interesse nazionale Trieste, a guardare a siti vari di pregio nel ipotizzare la costruzione del cavidotto, e in cui praticamente si riconfermavano, evidentemente da parte le solite conclusioni lette già prima, cioè evidentemente gli uffici riconfermano i pareri, evidentemente. Successivamente, in luglio, ci sono ulteriori integrazioni documentali presentate da Gas Natural. Su queste ulteriori integrazioni documentali il Comune si ripronuncia, e quindi leggete a pagina 12 gli ulteriori pareri che riguardano l'individuazione dei piani particellari, dell'elenco delle ditte catastali, le procedure di attraversamento del torrente, le misure catastali, eccetera. Anche su questo il Comune di Trieste con i suoi servizi si è assolutamente espresso. I pareri li vedete dettagliati a pagina 12. In particolare il servizio pianificazione urbana riconferma con grande sintesi i pareri espressi già dati in precedenza, che quindi, se vi ricordate, sostanziavano un parere negativo
per non rispondenza al piano e per non rispondenza alle nuove direttive adottate in previsione dell'adozione del nuovo piano. Successivamente si arriva alla grande modifica copernicana, per cui nel settembre di quest'anno, evidentemente, la Regione Autonoma comunica che, avendo ricevuto uno specifico parere da Roma, non si riconosce più competente nella possibilità di rilasciare l'autorizzazione unica. E quindi, se vogliamo, tutte le procedure fatte da quando ci aveva inviato il parere definitivo nel novembre dell'anno scorso vengono ritenute nulle e tutto viene rimesso al Ministero per le attività produttive. Cioè, in altre parole, la Regione riconosce nel settembre di quest'anno che competente d'ora in poi per pronunciarsi in merito all'autorizzazione unica, alla costruzione e gestione è il Ministero per lo sviluppo economico, in accordo con altri ministeri naturalmente e d'intesa, dice la legge, con la Regione interessata. A questo punto, ovviamente, riprendiamo, come si dice, il gioco. Arriva al Comune di Trieste da parte del Ministero dello Sviluppo Economico una richiesta di esaminare il progetto e i relativi elaborati. È come se in parte dovessimo azzerare l'analisi. Ovviamente non è così, ma è come se ci trovassimo di fronte a un soggetto completamente nuovo, che, devo dire la verità, improvvisamente dà un'accelerata notevolissima alla vicenda, nel senso che prevede entro la fine di novembre di instaurare già la conferenza decisoria per il rilascio dell'autorizzazione unica. È chiaro che c'è stata al tempo stesso la richiesta contemporanea di dare avvio dell'elenco dell'area interessata del vincolo preordinato all'esproprio, cosa che ha fatto anche questa, muovere rapidamente i cittadini per consultare in un mese che credo scada il 26 di questo mese, se non sbaglio, gli elaborati catastali. Dopodiché, evidentemente, arriviamo alla formulazione di quello che è il parere che il Ministero ci ha chiesto, diciamo, come sintesi finale. Allora, il parere viene richiesto e se noi leggiamo in dettaglio quello che ci viene richiesto di esprimere, è in primo luogo un parere sulle caratteristiche urbanistiche dell'opera. Cosa dice il Ministero? Dice, oltre a quello che già avete fatto, e io ricordo che il Comune si è espresso rispetto alle sue competenze, rispetto all'articolo 216 e 217, tutela della salute collettiva, se possibile, esprimetevi per quanto riguarda la rispondenza del progetto nel suo complesso a quello che è la scelta urbanistica di destinazione d'uso del suo territorio fatta dal Comune di Trieste. Abbiamo ricevuto in quelle date tutti i documenti propri all'esproprio per poterli rendere disponibili ai cittadini interessati, dopodiché chiaramente rispetto alla richiesta formale del Ministero per lo Sviluppo Economico abbiamo chiesto alle nostre aree di riformulare quello che dovremmo definire il progetto definitivo, che in parte si richiama ovviamente a quello già dato e che si sostanzia nel richiamo da parte del servizio di pianificazione urbana al ricordare che l'area è interessata dal sito di interesse nazionale denominato Trieste, che si ricorda che l'area è soggetta a vincolo paesaggistico, che l'area è soggetta evidentemente alle tipologie di cui alla legge Seveso e si ricorda chiaramente che in ogni caso non sussiste conformità dell'opera al piano regolatore vigente. Per lo stesso motivo, per quanto riguarda la richiesta di variante, si ricordano le più volte citate direttive rispetto al nuovo piano regolatore. Con queste premesse che io vi ho rapidissimamente riassunto, qual è la sintesi del documento che oggi vi presento?
Innanzitutto si prende atto che tutte le integrazioni documentali presentate dall'approvazione della precedente delibera non apportano sostanziali modifiche al progetto definitivo e alla richiesta di variante, con la rilevante eccezione del fatto che, sto leggendo a metà di pagina 16, c'è stata l'introduzione nel progetto dell'elettrodotto Padriciano-Zaule necessario per l'alimentazione evidentemente del gasdotto. Si ricorda che in particolare questo progetto si colloca in area SIC, Carso Triestino e Goriziano, e con l'area ZPS delle aree carsiche della Venezia Giulia, con tutti gli adempimenti di legge specificatamente da attuare. Si ricorda che avendo Gas Natural presentato le notizie sul gasdotto soltanto nell'aprile di quest'anno, quando gli enti si erano già espressi sul progetto definitivo, addirittura diventa da mettere in discussione ancora la vecchia via, perché la vecchia via non aveva avuto nessuna informazione sull'elettrodotto, per cui non è stato possibile, ad esempio, visto che manca qualunque riferimento al gasdotto, fare nessuna valutazione sugli eventuali effetti sul SIC, sul sito di interesse comunitario dell'area marina di Miramare, che i rilievi sopraindicati concernenti le interferenze con i siti SIC e ZPS costituiscono uno dei motivi posti a fondamento dell'atto di intervento del Comune ad adiuvandum del ricorso del Comune di Muggia, già presentato al TAR del Lazio, che per tali ragioni, secondo ovviamente le nostre valutazioni, l'istruttoria complessiva, anche rispetto alla via, deve ritenersi incompleta, che esistono specifiche indicazioni contrarie degli uffici comunali, che abbiamo più volte riportato ovviamente in questo e nella precedente delibera, per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi ed ambientali nella precedente, e che per tali ragioni pertanto va espressa il parere contrario di questa amministrazione, confermando quelli già espressi nel febbraio del 2012, nel luglio del 2006 e nel gennaio del 2007, tenuto conto che tutti i consigli circoscrizionali hanno espresso parere di adesione alla delibera, con i pareri che vedete riportati di seguito a pagina 17, tutto ciò premesso e considerato, proponendo l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, il Consiglio Comunale delibera di esprimere parere contrario al rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico all'autorizzazione unica di cui eccetera eccetera, sia al progetto definitivo del terminale, come integrato con la documentazione indicata in premessa, cioè quella dopo il febbraio, per le motivazioni dettagliatamente riportate in narrativa, tenuto conto in particolare del progetto relativo all'elettrodotto interrato Padriciano-Zaule, oggetto dell'integrazione documentale del 12/4/2012, comportante rilevanti interferenze con aree soggette a tutela ambientale, quali i siti di importanza comunitaria, SIC e le zone di protezione speciale ZPS. Di confermare la precedente deliberazione consigliare del 14 febbraio, che si intende qui integralmente riportata, con la quale già si esprimeva parere contrario al progetto definitivo e al progetto di variante, nonché quanto espresso nelle precedenti deliberazioni contrarie al procedimento di via. Di evidenziare che l'opera di cui trattasi non è conforme al piano regolatore generale comunale vigente né alle direttive impartite dal Consiglio Comunale per la predisposizione del nuovo piano regolatore, di trasmettere il presente provvedimento deliberativo A, di rendere il parere di cui il presente provvedimento deliberativo ai sensi in sede di conferenza di servizi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché nelle altre sedi presso le quali fosse eventualmente richiesto il parere del Comune di Trieste, di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa, di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. Sono stato molto breve, spero almeno, vi ringrazio e sono qua ovviamente per sentire e grazie ancora. Sì. Assessore, magari sugli emendamenti o... Sì. Allora,
Allora io li leggo uno per uno e vediamo un po' Io leggo il primo emendamento che proponeva un cambio semplicemente di denominazione. Io credo che in sé la cosa sia accettabile, con l'unica eccezione, se lei è d'accordo, sul fatto che non posso cambiare qualora il tutto rappresenti il titolo di un documento già esistente. Quello non posso andare a toccarlo. Tutti gli altri io direi posso approvare. Se lei è d'accordo la intendiamo così. Bene. Pertanto l'1 è fatto proprio? È fatto proprio con questa... Credo che l'1 sia ritirato. No, l'1 e il 3 non Il 3 sono uguali, bisogna che lui scelga se 1 o 3. Allora, cambiano solo, credo, le firme. Diceva, io qui vedo adesso, scusate, non avevo ancora consultato, c'è anche il 3 che è simile. Quale vale? Il primo o il 3? Il senso è uguale. Sì. L'emendamento è uguale, soltanto che c'è un rapporto di più firme. Punto. Allora io consulto quello con più firme e dico che mi va bene soltanto con questa premessa che è abbastanza ovvia, va bene? Quindi viene accettato. Dunque è fatto proprio il 3 Sì. che fa decadere automaticamente l'1. Il 2, leggo, visto quando l'indirizzo politico... il 2 io lo accetto, lo faccio proprio. Scusa. Sì, consigliere Ferrara. Sì, scusa. L'ha cambiato con il 4, deve decidere. Allora, il 2 è identico al numero 4, solo che il numero 4 dice no, visto quindi l'indirizzo politico, ma visto inoltre l'indirizzo politico. Quindi praticamente il 4 sostituisce il 2 che io ritiro. Ecco. Prego, Assessore. Eccolo. Allora io faccio proprio il 4. Grazie. Bene, ritirato il 2, fatti proprio il 3 e il 4 e poi gli altri 2, Assessore, il 5 e il 6. Sto leggendo un attimino. Mi sembra che sia solo una specifica che chiarisce meglio a quali documenti facciamo riferimento, quindi io lo accetto anche il 5. E il 6? Lo leggo un attimo. Preso atto che vale la difesa... Sì, il 6 è importante perché dice una cosa che è abbastanza una novità assoluta. Per evitare fraintendimenti, se il proponente è d'accordo, io chiederei di eliminare l'inciso tra parentesi. Allora magari su questo torniamo successivamente perché ci sarà necessità. Non fa chiarezza al testo che invece è chiarissimo. Allora chiedo magari di procedere con un subemendamento per modificare il 6. Allora procediamo con la discussione. Primi interventi, si è prenotato il consigliere Ravalico, prego. Grazie Presidente. Come diceva l'assessore, dopo la delibera di febbraio che esprimeva la netta contrarietà del Consiglio Comunale al progetto di rigassificatore GNL a Zaule, ci troviamo nuovamente sullo stesso argomento ad esprimerci sulle integrazioni successivamente presentate dalla società proponente, ad esprimerci con una delibera consiliare come espressamente è stato richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico. E si tratta della delibera che esaminiamo questa sera e che è stata predisposta in modo completo, esaustivo e puntuale dall'assessore Laureni e dagli uffici, cui va l'apprezzamento per il lavoro svolto. Integrazioni quindi, integrazioni presentate in più momenti, tra queste io ritengo più eclatanti quelle riguardanti l'elettrodotto da Padriciano a Zaule. Un elettrodotto che viene inserito, mentre prima non se ne faceva accenno alcuno, viene inserito in queste integrazioni che dovrebbero essere integrazioni quasi conclusive, facenti parte della fase conclusiva di questo iter autorizzativo, e invece vengono inserite così in modo quasi nascosto. Faccio un'analogia con un altro elettrodotto in costruzione
o non so se sia ancora in fase costruttiva, ma comunque un elettrodotto molto dibattuto tra Redi Puglia e Udine. In quel caso ci sono anni e anni di dibattiti tra le comunità locali e la Terna che vuole realizzare l'elettrodotto, si dibatte se l'elettrodotto deve essere aereo o interrato, quale sia il tracciato. Qui invece senza colpo ferire si inserisce appunto di soppiatto, come dicevo, in queste integrazioni un elettrodotto interrato che passa attraverso delle zone di pregio ambientale e paesaggistico, il SIC, il sito di importanza comunitaria, e la ZPS, la zona di protezione speciale. Ma non solo, con una solerzia sorprendente il Ministero dello Sviluppo Economico avvia addirittura la relativa procedura di esproprio e asservimento. Ecco, esproprio e asservimento. L'esproprio, se uno viene espropriato, gli viene tolto il suo terreno, prenderà un indennizzo, poco tanto che sia, ma morta là, prende i soldini e chiuso. Ma nel caso dell'asservimento, secondo me, la questione è ancora più grave, perché mi dite voi cosa se ne fa il privato proprietario di un terreno, a prescindere dalla destinazione urbanistica del terreno stesso, quando nel sottosuolo passa un cavo elettrico a 132.000 volt, quindi un danno che si perpetua nel tempo. Ecco, al di là di questo, cosa succede ultimamente per quanto riguarda la querelle del rigassificatore? Direi una ridda di voci e di prese di posizione intensificate soprattutto in questo ultimo mese, voci contrastanti che si rimpallano tra Trieste, Roma e viceversa. Ha iniziato la Regione con la famigerata e contestatissima AIA, poi abbiamo avuto dall'autorità portuale una dichiarazione di incompatibilità tra lo sviluppo del porto e la presenza del rigassificatore, il ministro Clini che ha così dichiarata un'apertura, una possibilità a rivedere il procedimento di VIA, il presidente Tondo che ora si dice contrario. Magari su questo ritorneremo dopo brevemente, soprattutto su quella polemica innescata riferita agli asseriti atti della giunta Illy in favore del rigassificatore. E poi il ministro Passera direi più che favorevole, senza se, senza ma soprattutto senza probabilmente aver mai visto il sito nel quale dovrebbe sorgere il rigassificatore. Cosa c'è d'altro? Immodestamente cito una mia nota al quotidiano locale del 4 dicembre nella quale evidenziavo ciò che sta succedendo a Portoviro e che abbiamo sentito e visto in una comunicazione presentata il 26 maggio scorso durante la conferenza Come sta Trieste. Vede Assessore, quella conferenza è stata da lei magistralmente organizzata, se c'è stato un piccolissimo neo, io ritengo sia il fatto che questa comunicazione su Portoviro purtroppo è stata presentata nel pomeriggio con molta poca gente in sala, perché questa comunicazione era molto interessante e se le slide presentate non sono un falso pacchiano, che non credo proprio, abbiamo visto tutti presenti in sala questa morchia, questa schiuma giallastra che si forma periodicamente attorno al rigassificatore di Portoviro, poi si allarga sempre più e viene sostituita periodicamente da altra schiuma, no? Ecco, mi chiedevo appunto se questa è la sorte futura della Baia di Muggia. Con mia grande sorpresa, 4 giorni dopo, l'8 dicembre, sul quotidiano locale risponde Gas Natural. Gas Natural che è cosa diversa da LNG gestore del rigassificatore di Portoviro. Ma si vede che, non so, per solidarietà d'impresa, Gas Natural risponde e prende le difese di LNG, dicendo
che la schiuma che si forma in prossimità del terminale è un fenomeno naturale. Un fenomeno naturale, colleghi. Cioè, io credo sappiamo tutti che è un fenomeno naturale il vento, la pioggia, la nebbia, il susseguirsi delle maree. Ma come può essere definito fenomeno naturale la schiuma che si forma attorno a un impianto di rigassificazione in mezzo all'Adriatico? Dopodiché, nella frase dopo, Gas Natural corregge il tiro e dice: la schiuma si forma per effetto del flusso dell'acqua che scorre nel sistema di condotte dell'impianto di rigassificazione. Beh, proprio tanto naturale allora non è. Questa schiuma tende a dissiparsi naturalmente sulla superficie del mare in prossimità del terminale a seconda dell'intensità del vento e delle onde marine. Allora permane il dubbio che avevo così esplicitato prima sul futuro della baia di Muggia. Mi domando se questa schiuma saponosa, in condizione non certo eccezionale di bora forte sul Golfo, non possa portare appunto questa schiuma ad alzarsi e a essere trasportata sulla città e dall'altra parte della baia sulla cittadina di Muggia. Bene, ma insomma negli anni siamo stati abituati un po' a queste stranezze, consultando sempre parzialmente, ma consultando gli elaborati presentati da Gas Natural siamo abituati un po' a questo genere di cose. Un'altra, l'ultima, è quella accennata anche da lei, Assessore, che necessita secondo me di un chiarimento perché è abbastanza grave, è la questione del cloro. Io non sono un chimico, forse userò dei termini non corretti scientificamente, ma del cloro residuo che, come dire, avanza, permettetemi il termine, dal processo di lavorazione, no? Ecco, la legge, il decreto legislativo 152/2006 stabilisce che la quantità di cloro che può essere restituita al mare e allo specchio acqueo è di 0,2 mg litro come massimo. Allora, se noi consideriamo la massa d'acqua che viene interessata dal processo di lavorazione in un anno, abbiamo una produzione necessaria di cloro di 2.250 tonnellate all'anno. Per rimanere nel limite di legge 0,2 mg litro, la società propone, oltre alla restituzione in mare di solo, è pur sempre una quantità enorme, 56 tonnellate, e poi tramite un sistema definito di solfatazione l'inertizzazione di altre 420 tonnellate anno. Ne rimangono però, facendo una semplice sottrazione dall'iniziale 2250, ne rimangono 1774 tonnellate all'anno. Ecco, sarebbe quanto mai necessario chiarire, approfondire che fine fanno queste 1774 tonnellate di cloro. Non vorremmo che fossero, come dire, trasformate in cloro gassoso e quindi rilasciate in atmosfera, così oltre al mare clorato avremo anche l'atmosfera clorata. Non ci sono 20 minuti, c'è una variante anche, Presidente. Ma comunque finisco subito. Finisco subito con la questione delle delibere citate dal Presidente Tondo. In questo devo dire che Internet aiuta molto. Io ho fatto una ricerca e ho trovato 4 delibere del periodo della Giunta Illy riguardanti i rigassificatori. La prima è la 502 del 2005, che è una semplice presa d'atto della presentazione da parte di Gas Natural della richiesta di autorizzazione a costruire il rigassificatore e la nomina del dirigente responsabile del procedimento. La 609 del 2006 è la stessa cosa per Endesa. Ci sono poi 2 delibere
dell'agosto del 2006, la delibera 1996 e la delibera 1997, la prima per Gas Natural e la seconda per Endesa, con la quale la Regione chiede integrazioni al Ministero perché la documentazione presentata è del tutto insufficiente. Io non riesco sinceramente a capire come si possano definire questi 4 atti pronunciamenti della Giunta Illy a favore del rigassificatore. C'è anche un comunicato stampa dello stesso 25 agosto 2006. Consigliere, prego di chiudere perché sì, chiudo, 10 minuti. Chiudo, 1 minuto al massimo. No, è già 2 minuti e mezzo oltre, pertanto può fare il secondo intervento. Va bene, allora farò il secondo intervento. Consigliere, perché si tratta di una variante urbanistica del porto, non pertanto il segretario mi ha confermato che sono 10 minuti. Prego, consigliere Patuanelli. Grazie Presidente, quindi 10 minuti, ma come Presidente della Commissione il consigliere Ravalico si è preso qualche minuto in più. Io credo che, a parte il ricordo di aver chiesto io la discussione in aula, se no forse questa mozione sarebbe arrivata addirittura con parere, questa delibera sarebbe arrivata addirittura con parere favorevole in aula, quindi anche, assolutamente vero, anche la consigliera Mozzi, forse prima ancora, che chiedeva però la discussione in sede di commissione, sull'aula non si era espressa. È a verbale questo dati della Commissione, ma io credo che intervenire oggi sia importante perché questa non è soltanto un atto amministrativo, ma è una delibera che ha anche valore politico, come ha ricordato spesso il consigliere Ferrara, e quindi alcune cose bisogna dirle. Ed è una delibera che ha alla sua base una questione di fiducia. Fiducia che non c'è più e che noi non abbiamo in questi partiti. Fiducia che anche il nostro sindaco ha richiesto, ha detto di non avere più nei confronti del Presidente Tondo, chiedendo quindi atti, prima di dire mettiamoci una pietra sopra. Fiducia che noi non abbiamo in un abbraccio più ampio a personaggi che hanno cercato una riverginazione politica, come l'ha definita il mio capogruppo la precedente occasione in cui abbiamo parlato. Io avevo una scaletta di interventi, ma sollecitato dal consigliere Ravalico, che ha fatto un ragionamento sulla clorazione ineccepibile. Ricordo che l'ex governatore Illy aveva dichiarato che anche nell'acqua potabile c'è il cloro e non capiva il motivo di questa emergenza, parole dell'ex governatore Illy, che si faceva fotografare con i dirigenti di Gas Natural sul piccolo, felice e sorridente al momento della presentazione del progetto. Quindi dire che Illy non fosse d'accordo con questo progetto è una ricostruzione parziale. Ma posso continuare sulla stessa schieramento. Il 12 dicembre del 2009 ci ho creduto molto, sin dall'inizio, lo si può fare bene, in maniera utile per la città, bisogna garantire la massima sicurezza e spazi per nuovi insediamenti industriali. Il rischio è però che l'iter diventi defatigante e improduttivo, quindi un rischio addirittura che l'iter di autorizzazione fosse defatigante e improduttivo. Parole il 12 dicembre del 2009 dell'onorevole Ettore Rosato, che non mi sembra sia del PDL. Ma continuo, noi non abbiamo fiducia in un governatore che viene a dirci in aula che gli atti amministrativi dei suoi dirigenti non sono atti di cui lui si sente la responsabilità, che poi dice ho cacciato quel dirigente per avergli dato un servizio più importante che ha un giro economico molto più grande di quello che aveva prima. L'ha promosso, non l'ha cacciato, l'ha promosso. È passato dal servizio ambiente ed energia, politica della montagna, al servizio infrastrutture e tutela delle acque. Ecco, servizio che ha meno
personale ma un maggior giro d'affari, ed è rimasto vice direttore generale, quindi avrà voce in capitolo anche sul servizio energia. Ecco, io di queste persone non mi fido. La realizzazione di un impianto di rigassificazione nella zona ex esso avrebbe potuto produrre ricadute positive dal punto di vista economico, con benefici per l'intero territorio e sotto il profilo geopolitico non solo per Trieste ma anche per l'Italia e per l'Europa, in quel caso meno dipendenti dal punto di vista energetico dell'Algeria e della Russia. Consigliera Alessia Rosolin, 27 luglio 2006. Ho detto la data. Il rigassificatore consentirebbe la bonifica e poi non possiamo permetterci di respingere alcun investimento. Non sono assolutamente contraria, i cittadini hanno però Consiglieri, però per cortesia, al momento l'unico autorizzato a parlare è il consigliere Patuanelli. Prego gli altri di seguire in silenzio l'intervento del consigliere. I cittadini Grazie. hanno però diritto di essere informati. 12 dicembre 2009, Bassa Poropat, presidente della provincia. Consigliere Rosolin può prenotarsi e parlerà successivamente e spiegherà le proprie ragioni. Le prego di seguire il consigliere. Poi c'è addirittura chi fa il percorso inverso. Il gruppo di Forza Italia, parole della stessa seduta del 27 luglio 2006 del consigliere Marini, ha ampiamente riflettuto sulla questione dei rigassificatori, definendo una linea comune riassumibile nel ragionamento che seppur l'Italia e l'Europa necessitano di impianti di rigassificazione, questi non sia opportuno costruirli a Trieste per costi ambientali, di sicurezza e in termini di sviluppo troppo alti rispetto a quelli che si possono preventivare come benefici per la cittadinanza. Consigliere Marini nel 2006. 25 luglio 2012, il gruppo consigliere comunale del PDL deve valutare con molta attenzione la sua posizione sul tema del rigassificatore, non andando a rimorchio della maggioranza. Sostiene il consigliere regionale: l'unica certezza rimane la posizione della Regione, espressa in maniera chiara dal Presidente Tondo, quando, vorrei capire, analisi non pregiudiziale della questione determinata da quali saranno le contropartite di carattere economico, occupazionale e di benefici per i cittadini. Ora, io ricordo che dalla data della consegna del primo progetto, questo progetto non è cambiato, è sempre lo stesso progetto. Le criticità che c'erano nel 2006, nel 2005, sono le stesse che sono oggi. Il proponente non ha cambiato una virgola, non ha specificato nulla, non ha collaborato a risolvere le criticità, non si è dato disponibile a un confronto con la città, il progetto è lo stesso. Io ritengo che sia un valore positivo che le persone cambino idea quando la cambiano da una posizione sbagliata a una posizione giusta, e voglio dirlo chiaramente. D'altra parte non si può avere fiducia oggi in questa regione che viene a dirci mettiamoci una pietra sopra. Come ha detto il consigliere Bandelli, bisogna mettere una pietra sopra a questo Presidente della Regione, perché siamo stufi di essere presi in giro. Io ritengo che una pietra sopra ancora non è stata messa e che purtroppo dovremo vigilare ancora approfonditamente affinché questa città, che ha espresso con i cittadini, di cui io invece mi fido, una forte contrarietà a questo impianto, non trovi fra qualche mese un cantiere militarizzato, perché dovrà essere così, il tutto a scapito della democrazia, perché, ripeto, i cittadini si sono espressi in modo chiaro e hanno dato prova da sempre di essere contrari a questo impianto. Come sempre è stata la politica a non capire e a non interpretare i cittadini. Grazie. Presidente, il consigliere De Carli mi aveva chiesto di intervenire prima di me, io non ho difficoltà a cedere il posto. Prego, consigliere De Carli, dunque.
devo fare una telefonata. Sì, grazie Presidente. Ma allora, innanzitutto credo che bisogna ringraziare l'assessore Laureni per l'importante lavoro fatto. Questo deve essere condiviso da tutto il Consiglio Comunale. Importante per il Consiglio, importante per la città di Trieste. Quindi un ringraziamento da parte nostra, Assessore. Poi dobbiamo passare al fatto di carattere politico. Quindi io credo che l'intervento del consigliere Patuanelli sia oggi inappropriato. Perché? Perché noi l'altra volta abbiamo votato la prima volta all'unanimità una mozione che ha del significato importante, che ha trovato tutti i consiglieri, tutti i capigruppo hanno condiviso quella mozione. Oggi credo la stessa cosa succederà con questa delibera e quindi a rivangare chi ha votato prima, chi non ha votato, le dichiarazioni servono assolutamente poco. Potrei io, come tanti altri, fare delle dichiarazioni e parlare di quello che ha detto Tondo in questi anni, fino a primavera di quest'anno, ma non mi interessa, personalmente non mi interessa, come non interessa a nessuno. Interessa la posizione univoca del Consiglio Comunale. Il consigliere Patuanelli continua con la politica del Santone Grillo, continua. Ho sentito ieri sera al comizio del Santone Grillo in Piazza della Borsa e quindi per tutti un secchio di letame, così lui si lava le mani e va bene così. Io non sono assolutamente d'accordo. Io ringrazio oggi i consiglieri comunali, i capigruppo che hanno votato la scorsa settimana o 2 settimane fa quella mozione, che è stato un risultato importante e noi dobbiamo prendere atto dei fatti e questi sono fatti. Credo che a questo punto su temi di questa importanza è ora di finirla di fare le polemiche. Sia il Consiglio Comunale ma la città stessa non ha fatto una dimostrazione per volere questo impianto, anzi è stato tutto il contrario, la città si è sollevata, questo impianto non lo vuole e l'assessore Laureni dal punto di vista tecnico ha elencato tutte queste negatività. Non è il caso di fare polemiche. È da cancellare se siamo in campagna elettorale, cancelliamo sta roba, non approfittiamo sulla testa dei cittadini. Ho sentito ieri cosa ha detto Grillo, signori miei, io avevo paura, ho paura. Quindi non mi interrompa. Consigliere Patuanelli, non mi interrompa. Prego, Presidente, prosegua. È un giudizio politico, mi fa paura e dovrebbe far paura tutti i cittadini. Quindi, Presidente, lo richiami. Consigliere Patuanelli, primo richiamo. Signor Presidente, io ripeto che è stato fatto un grande lavoro. Non ritorno su temi che sarebbero facili, soprattutto anche per me, insomma, no? Io sono dal 2006 che ero contro, quindi sarebbe facile dire non lo dico, non mi interessa. Il risultato è questa delibera, il risultato è la mozione dell'altra settimana. Parliamo di fatti. Le polemiche, la campagna elettorale, le parole delle tavole della legge di Grillo non mi interessano assolutamente niente. Consigliere Bandelli. Grazie signor Presidente, signori consiglieri, signor Sindaco. Oggi mi sono imposto da solo prima di entrare in quest'Aula di tenere un comportamento che giustamente il consigliere De Carli che mi ha preceduto, da me sempre chiamato amichevolmente, questo non lo posso omettere, civicone,
ancora una volta di più richiamato all'ordine. All'ordine perché questo non è un argomento su cui si possono fare tante battute. Non è un argomento su cui si può speculare politicamente, ma è un argomento su cui, credo, bisogna anche, in qualche modo, riconoscere le responsabilità. E allora sono il primo io a farlo, perché il consigliere Patuanelli ha elencato una serie di interventi che vennero fatti all'epoca da chi rivestiva una carica piuttosto che un'altra. Chi parla in questo momento è stato assessore dal 2006 a settembre 2009 e la prima famosa valutazione di impatto ambientale che arrivò in giunta io la votai. La votai perché ero convinto, tra le altre cose, che quell'impianto, così come era stato predisposto, proposto, che non è assolutamente quello che andiamo a votare contrariamente oggi, dico, poteva anche avere una ratio, soprattutto perché fui, come tanti di noi, forse anche tanti colleghi che adesso siedono vicino a me e che sono ora opposizione, una volta maggioranza, ero convinto, vede consigliere Patuanelli, mi rivolgo a lei perché giustamente non mi ha elencato, ha omesso in quella lista il mio nome, ma lo faccio io come autocertificazione. Bene, noi fummo ingannati da chi oggi furbescamente, per non dire conigliescamente, non si presenta in aula. Cioè la vera anima e motore e la spinta propulsiva del rigassificatore, del suo rigassificatore, così come lo amava chiamare da sempre, il sindaco di piazza. Questo è un segnale politico, mi permetta, questa non è polemica, consigliere De Carli, credo, ma è un segnale fortissimo. È un segnale di distrazione furbesca per cercare in qualche modo di non prendersi delle responsabilità che lui ha. Penso a come cercò in quell'occasione di convincere tutti noi. Io non ero già più consigliere comunale, quindi non ho mai votato quella delibera in aula, ma la votai in giunta, per un motivo su tutti, perché ci venne confezionata come una panacea di tutti i mali in termini di royalty che questa città avrebbe dovuto ottenere nel caso in cui questo impianto avesse visto la luce. Tutto balle. Tutto balle. Certamente non potevamo saperlo all'epoca. Poi c'è chi nel corso degli anni si è trasformato in termini anche forse politici, ma non ha fatto, vedete, un'operazione di maquillage, come siamo abituati a vederla adesso in politica. Ha preso scelte molto difficili, scelte anche ponderate, perché, e concludo, ma una battuta me la consenta, consigliere Patuanelli, vede, lei adesso dice giustamente che elencando tutti quelli che una volta erano favorevoli e ci ricorda il comportamento scorretto, però stiamo attenti a dare sempre giudizi così, perché le chiederei che differenza c'è fra il tondo che espelleva chi osava dissentire dal progetto rigassificatore, questo avvenne nel 2010, e Grillo che espelle chiunque in qualche modo si permetta di contestarlo. Quindi anche voi avete in casa, come dire, un personaggio che non è niente male. Noi abbiamo il nostro, però voi non siete secondi a nessuno in termini di democrazia, interna perlomeno. E allora, detto tutto questo, io invece colgo l'occasione per vedere con piacere in quest'Aula almeno 2 consiglieri regionali, il terzo non c'è, speriamo arrivi, perché penso che noi dobbiamo assolutamente, veramente questa volta fare squadra. Poi ricordatevi questo che vi dico perché sarà motivo di chiusura di questo mio intervento. Vedete, fare squadra perché la preoccupazione più grossa che ho in questo momento è pensare che la scelta definitiva arriva da quel Ministero delle attività produttive ed altri che devono dare dei loro pareri,
ma lo devono dare fortunatamente, dico io invece stavolta, fortunatamente d'intesa, e l'assessore Laureni, al quale va il mio più sentito ringraziamento per il lavoro che ha svolto con questa delibera e anche per la capacità di descrizione che ha sempre, puntuale e esaustiva, in aula, ecco, c'è una possibilità di un'ancora di salvezza. La parola d'intesa, che lei ha sottolineato più volte nel suo intervento, d'intesa con la Regione. Allora io guardo favorevolmente al fatto che ci siano 3 consiglieri regionali in quest'Aula, che certamente faranno la loro battaglia ovviamente per creare questo tipo di squadra e per far sì che questo impianto che nessuno vuole e che ha svelato poi il vero inghippo, quello che la commistione fra l'elettrodotto da una parte e il rigassificatore dall'altra, perché la verità sta nel fatto che alla fine, se mai questo rigassificatore vedesse la luce, è il rigassificatore che serve per l'elettrodotto friulano, questa è la verità. E allora vedete, di questo comincio ad aver paura quando invece sento che chi in questo momento è ai vertici della giunta regionale, cioè il presidente di questa regione, quando si presenta ad Aquileia dice che non farà farà il rigassificatore ma non farà l'elettrodotto della Terna. Quando viene a Trieste dice mettiamoci una pietra sopra il rigassificatore, però farò l'elettrodotto. Ecco, su questo stato confusionale dico che rasenta, come dire, la brutta coppia di Berlusconi in questo momento. E di questo sono preoccupato, ma per fortuna noi abbiamo qui dei rappresentanti all'interno di quel Consiglio regionale, li abbiamo a livello di giunta regionale, perché abbiamo 4 assessori triestini. E allora penso che quello che noi dobbiamo insistere fortemente dal punto di vista, come dire, politico, è che ci sia una risposta forte di questo ente davanti alle, come dire, affermazioni a dir poco allarmanti del ministro Passera, che vi ricordate, cioè pochi giorni fa ha dichiarato ufficialmente che non c'è nessun dubbio sul fatto che questo impianto veda la luce. E allora, ripeto, per l'ennesima volta, e dopo farò gli altri interventi successivi, anche forse più politici, ma questa è una scelta veramente da Consiglio Comunale, una scelta che impegna i rappresentanti di tutta la città che sono seduti nei banchi dell'opposizione e nei banchi della maggioranza. E ora vedete, venendo qua ho visto dei bei cartelloni per strada che dicevano se siete schifati o delusi del governo EC, ma insieme possiamo farcela, firmata da un anonimo cittadino, un tale Giulio. Ecco, io dico a questo Giulio applaudo, perché io sono pronto ad intervenire in termini, come dire, anch'io da modesto cittadino, se aggiungiamo possiamo farcela a non fare il rigassificatore. Potrebbe essere un bel esempio di squadra, una volta intanto questa città potrebbe portare a casa un risultato concreto e serio. Mi auguro che prima o poi ci possa essere un manifesto firmato da Giulio, Pino, Uccio, anch'io, Franco magari, però possiamo farcela a non fare il rigassificatore. Oggi noi tutti possiamo farcela. Votiamo convintamente a favore di questa delibera. Grazie di nuovo Assessore Laureni per il lavoro svolto. Consigliere Ferrara. Certo che se questo rigassificatore non aveva tutte le criticità che invece si sono in maniera talmente evidente, se questo rigassificatore portava 300 posti di lavoro in questa città, se questo rigassificatore prevedeva il dimezzamento delle bollette del gas dei cittadini, e chi era così pazzo da dire di no? Ma questo rigassificatore non prevede nulla di questo, ma prevede esclusivamente delle criticità immense. E in più abbiamo avuto a che fare con una società che non ha voluto assolutamente confrontarsi con il Consiglio Comunale, una società che praticamente ha considerato il Consiglio Comunale assolutamente un ente con il quale non discutere, e ovviamente questo è poi il risultato finale del Consiglio Comunale. Per quanto riguarda le considerazioni di carattere politico,
Io ovviamente non voglio ritornare indietro, perché se dovessi ritornare indietro dal 2006 a questa parte, credo che sicuramente non basterebbero non 10 minuti, ma chissà quante ore per discutere. Io guardo avanti e ciò che mi preoccupa è la posizione del ministro Passera. È un ministro che è stato nominato dal Presidente del Consiglio Monti, il quale è sostenuto da tutta una serie di partiti. Un Presidente che probabilmente vuole ricandidarsi in politica, da quello che si dice, e che quindi potrebbe riproporre al governo il ministro Passera. E questo sinceramente mi preoccupa, e mi preoccupa veramente molto per quanto riguarda poi la decisione finale sul rigassificatore. Approfitto per ringraziare l'assessore Laureni per aver accolto un emendamento a firma della Lega Nord, a firma di un'altra Trieste e a firma anche del consigliere De Carli, un emendamento molto semplice ma che dà un ruolo politico a questa proposta di deliberazione. Questo emendamento dice infatti: visto quindi l'indirizzo politico del Consiglio Comunale di Trieste esercitato attraverso tutte le mozioni con esito positivo aventi per oggetto un parere contrario al terminale di rigassificazione. Tutta una serie di mozioni, tra le quali l'ultima votata da tutti i capigruppo, e cito così, anche perché mi riguarda, una mozione presentata pochi mesi fa che esprimeva un parere contrario incondizionato sul rigassificatore. Perché vede, Assessore Laureni, questa è una delibera che io ritengo assolutamente condivisibile dal punto di vista tecnico, però un po' deboluccia politicamente, gliel'ho detto anche l'altra volta in commissione consiliare, ed è normale che sia un po' deboluccia politicamente, ma credo che noi abbiamo tutto l'interesse a rafforzarla politicamente, no? In modo che se qualcuno tentasse di smontarla tecnicamente sia evidenziato l'aspetto politico, e l'aspetto politico è che il Consiglio Comunale di Trieste, indipendentemente dall'aspetto tecnico, ha detto no politicamente al terminale di rigassificazione. Quindi io credo che sia assolutamente importante ciò che noi abbiamo inserito e che lei ha fatto proprio. Perché avevo alcune preoccupazioni sui pareri tecnici? Perché vede, Assessore, lei correttamente ha citato all'interno della delibera tutta una serie di pareri, sì, negativi dei servizi, di alcuni servizi comunali, ma anche tutta una serie di pareri positivi di alcuni servizi comunali. E ciò in effetti mi preoccupava un attimino, perché quando ci troviamo davanti a una volontà di forzare rispetto al parere negativo del Consiglio Comunale, io non vorrei che alcuni elementi tecnici potessero servire a questo qualcuno per cercare ancora una volta di dare un parere positivo al rigassificatore a Trieste. Si fa giustamente riferimento alle direttive del piano regolatore che sono state votate nel 2011, direttive che escludono però ovviamente la collocazione sul territorio di impianti a rischio di incidente rilevante, e quindi si fa riferimento ovviamente alla legge Seveso. Ecco, vede, io, come gliel'ho detto l'altra volta in commissione, ho un minimo di preoccupazione. Ho un minimo di preoccupazione perché io credo che in quelle direttive sarebbe stato forse meglio dire no comunque ad impianti di rigassificazione. Perché temo, e mi sono consultato con alcuni tecnici in questi giorni, che una perizia possa in qualche maniera superare l'elemento del rischio di incidente rilevante. Ecco perché abbiamo voluto inserire l'emendamento politico, in modo tale che se qualcuno un giorno, con i grandi tecnici a sua disposizione,
dovesse mettere in discussione la validità tecnica del contenuto della proposta di deliberazione che lei oggi ha presentato a questo Consiglio Comunale, ebbene in questa proposta di deliberazione abbiamo inserito un passaggio politico importante, quello cioè che il Consiglio Comunale di Trieste, all'unanimità mi auguro, ma credo che sarà sicuramente così, indipendentemente dal contenuto tecnico, ha detto un no categorico politico all'impianto di rigassificazione. Consigliera Mozzi. Non tocchi il... Grazie Presidente. Io voglio dire una cosa sola e penso sia doveroso dirla in questa sede, sperando che questa sia la definitiva deliberazione di questo Consiglio Comunale, visto che oramai manca solo che l'autorizzazione unica del Ministero, che speriamo ci ripenserà. Voglio ricordare a questo Consiglio Comunale, a questa città e a tutti noi, quelli che sono stati subito contrari al rigassificatore e quelli che oggi con onestà intellettuale riconoscono di aver cambiato idea, tutto quello che noi dobbiamo agli ambientalisti, cioè alle associazioni ambientaliste che lavorano gratuitamente, volontariamente e hanno pian pianino dal 2005, anno in cui si cominciò a parlare del rigassificatore, cercato di far capire a questa città cosa vuol dire rigassificatore, cosa sarebbe il mare con questo apporto di cloro e di temperatura diversa da quella che è, e così via. Cioè gente che lavora con competenza in scienza e coscienza, sempre gratuitamente, ha approfondito scientificamente e ha regalato a questa città tutto un dossier che è stato in qualche modo pubblicizzato in un modo o nell'altro pian pianino attraverso anche di un tipo di editoria sempre gratuita che ha sensibilizzato questa città, questo Consiglio Comunale e tutti quelli che prima non lo sapevano. Ecco, grazie. Ci sono altri primi interventi? Non ne vedo, allora passiamo ai secondi interventi. Prego, consigliere Ravalico. Grazie Presidente, il mio intervento sarà brevissimo. Innanzitutto una precisazione al consigliere Patuanelli. Io non lo so se il Presidente Illy sia stato a favore del rigassificatore, forse lo era, come lo è... No, per favore. Non interrompere. Come lo è, come lo era stato, non lo so il Presidente Tondo, ma io non parlavo di prese di posizioni personali, io mi riferivo alle delibere, agli atti concreti amministrativi della Giunta Illy sul rigassificatore e ribadisco, io ne ho trovati 4, sono quelli che ho citato e sono atti di ordinarissima amministrazione che non possono essere spacciati certo per dichiarazioni favorevoli spassionate sulla realizzazione del rigassificatore. Ecco, detto questo, volevo soltanto appunto citare alcuni passi, proprio brevissimamente, del comunicato stampa del 25 agosto 2006, dove si dice: la Regione Friuli Venezia Giulia chiederà al Governo nazionale e alle 2 società che hanno in progetto di realizzare nel Golfo di Trieste impianti di rigassificazione Endesa e Gas Natural un'integrazione della documentazione fino ad oggi fornita. Il Presidente della Regione Riccardo Illy ha ricordato che gli uffici regionali hanno esaminato i documenti inviati dal Governo all'inizio dell'anno relativi ad entrambi i progetti, rilevando una non completa rispondenza alle norme nazionali ed europei. Risultano in particolare carenti le motivazioni di singole scelte tecniche adottate, nonché l'indicazione di eventuali alternative. Il Presidente ha proposto 2 esempi: l'impiego del cloro per evitare la formazione di alghe negli impianti, la collocazione delle prese degli scarichi dell'acqua nella Baia di Muggia. In entrambi questi casi, ha osservato, non c'è alcun approfondimento che giustifichi le scelte adottate né l'indicazione di alternative e si potrebbero fare altri esempi. Esempi che
potremmo fare noi tutti ancora oggi nel merito delle rilevantissime problematiche irrisolte relative all'impianto proposto. Problematiche che peraltro costituiscono una solidissima base di natura tecnica per il no di carattere politico. Un rigassificatore di per sé non è un'opera demoniaca, ma questo rigassificatore, progettato male, secondo tecnologie superate ed ubicato peggio, noi confermiamo questa sera il nostro no forte e chiaro, perché come già affermato più volte, per il futuro di Trieste vogliamo un modello di sviluppo diverso. Infine esprimo, a titolo di dichiarazione di voto, il parere favorevole sulla delibera del Partito Democratico. Grazie. Ci sono altri secondi interventi? Non ne vedo, allora passiamo agli emendamenti, ovvero all'unico emendamento superstite, visto che l'1 e 2 sono stati ritirati, il 3, 4 e 5 già fatti propri dall'assessore. Do la parola al consigliere Ravalico per l'emendamento 6 che è stato, anzi è stata proposta su questo emendamento una proposta di subemendamento da parte del consigliere Faraguna. Prego, consigliere Ravalico. Sì, accetto il subemendamento, va bene. Assessore, prego. Facciamo proprio l'emendamento così come subemendato. Bene, fatto proprio dunque l'emendamento 6 così come subemendato, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Chi intende dichiarare il proprio voto sulla delibera? Non vedo nessuno. Prego, consigliere, consigliere De Carli. Beh, il mio voto sarà a favore naturalmente. Io volevo soltanto ricordare che quel semplice emendamento che ho proposto è stato accolto dall'assessore è soltanto per chiarire una volta per tutte che l'impianto di rigassificazione si intende quello di Trieste. Noi dobbiamo abituarci tutti a considerare che si parla di impianto di rigassificazione di Trieste in zona industriale di Zaule e non l'impianto di Zaule, giusto per chiarire una volta per tutte. E questo è stato il contenuto dell'emendamento, perché se avete visto la pubblicità Progresso di gas natural parla soltanto ed esclusivamente di Zaule. Noi vogliamo parlare e parliamo di Trieste. Grazie. Consigliere Bertoli. Comune libero di Zaule. Grazie consigliere Bucci. Grazie Presidente. Beh, in realtà cercherò di essere breve perché, come ho già detto anche in Commissione venerdì, così anche un po' in modo provocatorio, di questo progetto ne abbiamo parlato a lungo in questi anni, lo abbiamo esaminato anche a lungo. Ne abbiamo espresso pochi mesi fa un voto unanime, praticamente quasi unanime, per una serie di motivazioni che sinceramente non elencherò tutto in questo momento e quindi ritengo che continuare a parlare per ore e ore e ore di un progetto che nel 2006 presentava forti dubbi e aveva delle manchevolezze e che in questi anni che potevano servire ai proponenti per dissolvere questi dubbi, per rispondere alle nostre numerosissime domande che abbiamo posto dal punto di vista tecnico e dal punto di vista economico. In realtà questi anni non sono serviti a nulla a questa società, che invece purtroppo non ha chiarito nessuno degli aspetti più importanti e fondamentali. Guardate, io non sono molto preoccupato sugli aspetti ingegneristici di un rigassificatore, perché con le tecnologie attuali si possono costruire degli impianti veramente all'avanguardia e ce ne sono. Assessore, lei lo sa meglio di me. Io sono preoccupato per la superficialità e la manchevolezza di alcuni documenti con la quale questa società ha affrontato l'argomento per Trieste e soprattutto sono preoccupato per la mancanza di considerazione che questa città ha avuto nei confronti del Comune di Trieste e dei cittadini di Trieste.
nell'insistere a non voler dare delle risposte concrete. Come ho già detto, i dubbi del 2006 sono diventati in un certo senso delle certezze. Nessuna risposta è arrivata per quanto riguarda i benefici veri della città, perché tutto sommato quando si affronta un progetto è giusto considerare i lati positivi e i lati negativi, fare un confronto, un raffronto sereno su costi e benefici, costi per la cittadinanza, costi che dovremmo sostenere e capire, e maggior ragione in un momento di crisi come questo, dove la nostra città sta perdendo industrie e impianti, capire se potessero esserci dei punti sui quali costruire un ragionamento positivo. Ebbene, queste certezze, queste risposte non ci sono mai arrivate, Assessore. Non vorrei dilungarmi ulteriormente, ripeto, noi confermeremo quel voto che non solo abbiamo dato a febbraio, marzo, non mi ricordo adesso bene quando è arrivata la prima delibera, ma stranamente qui forse deluderò un po' il gruppo di Trieste 5 Stelle, un voto che abbiamo sempre dato in quest'Aula con la stessa linearità. Ed mi ha colpito molto il tuo intervento, caro De Carli, che lo dico sinceramente, per certi versi, insomma, lo faccio anche mio, in senso le tue preoccupazioni, soprattutto per quello che sta succedendo anche in alcune frange. Oggi non dobbiamo essere qui a fare l'elenco di chi ha detto per primo io no o io sì. Anche perché in oltre 8 anni le cose cambiano. Certo, è chiaro che in mancanza di un piano energetico nazionale la prima cosa che dobbiamo chiedere al governo è noi ci possiamo anche assumere la responsabilità di avere, la responsabilità e anche gli oneri di avere un riclassificatore a Trieste, ma ci dite cosa serve a questa nazione? La prima osservazione. Però come ho detto non vogliamo fare questo elenco. Certo che sono dispiaciuto quando a servizio di una certa teoria si cominciano a non leggere tutti i documenti. C'è questa proprio una mancanza di onestà intellettuale, De Carli. Perché lo dico? Perché sicuramente i consiglieri qua del Movimento 5 Stelle sono sempre molto attenti e sicuramente non gli è sfuggito nessuna documentazione verbale precedente dei consigli comunali e quindi potevano tranquillamente leggere che la posizione del gruppo di Forza Italia del quale allora facevo parte e del gruppo di PDL oggi è sempre stata la stessa. Sempre stata la stessa. Fa comodo magari citare un consigliere così, insomma, che ha fatto qualche dichiarazione sul giornale, che mi dispiace, quindi la finisco anche qui, chiudo, visto che stanno via, ma è sempre stata la stessa. Eravamo contrari perché non vedevamo nel 2006 i benefici economici per questa città, avevamo presentato una serie di emendamenti e avevamo votato contro quella delibera per questo motivo. Siamo contrari tutt'oggi, non tanto e soprattutto preoccupati per le risposte tecniche che, come ha detto giustamente il consigliere Ferrara, in un progetto possono anche arrivare, anche se oggi mancano ancora, Assessore, lei ha ragione, ad oggi comunque persistono forti dubbi. Ma siamo contrari anche per... cosa? No. Siamo contrari perché ancora oggi non vediamo quali possono essere i benefici per lo sviluppo economico della nostra città. Ed è la cosa più grave questa, perché in un momento di crisi si può anche decidere di fare delle scelte di sacrifici, ma ci devono essere delle risposte chiare. Non sappiamo assolutamente quale potrebbe essere l'incidenza, quale sarebbe stata l'incidenza sulle bollette delle nostre famiglie. Non sappiamo assolutamente l'incidenza a livello di IMU oppure di IVA, non sappiamo assolutamente l'incidenza a livello di posti di lavoro e non sappiamo nemmeno, e la cosa ancora più grave, l'incidenza su alcuni aspetti di pericolosità, vedi le emissioni e le emissioni soprattutto nelle acque. A tutte queste cose purtroppo il proponente non solo non ha dato risposta, ma la cosa più grave è che ha avuto 6 anni di tempo per poter dare delle risposte. Io sono convinto, magari sbaglio, che aveva 6 anni di tempo e poteva dare delle risposte esaurienti e non ha voluto darle queste risposte. E allora ancora maggior ragione a chi pretende di poter venire magari pensando di regalare 2 lire per comprare una città, magari cercando di sfruttare le difficoltà oggettive che la nostra città oggi attraversa dal punto di vista
economico, perché non lo possiamo nascondere, a queste persone dobbiamo comunque sempre dire che prima di tutto c'è il bene della nostra città e che certe questioni, soprattutto certe sicurezze, non si possono mai comprare coi soldi. Se queste persone erano interessate, e lo dico anche a chiunque in futuro penserà di poter proporre dei progetti alternativi, se sono interessati veramente a costruire qualcosa, un impianto, qualcosa di positivo per la città, beh, la prima cosa che devono fare è che devono dare delle risposte concrete, sia per quanto riguarda la sicurezza dell'impianto, sia per quanto riguarda le ricadute sull'economia cittadina che qualunque impianto può portare sul territorio cittadino. Ecco perché, senza dubbi e senza timore, riconfermiamo quel voto del 2006 e lo riconfermiamo consci che stiamo facendo in questo momento il bene della nostra città. Un voto favorevole a questa delibera e un voto contrario a questo progetto così lacunoso che non merita di andare avanti. Grazie Presidente. Allora, il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà voterà sicuramente a favore della delibera. Noi avevamo dubbi, insomma, sulle qualità tecniche, sulle conoscenze tecniche dell'assessore Laureni, penso sin dall'inizio. Credo però che a noi interessa anche fare un ragionamento complessivo, al di là del passato, va bene, ma un ragionamento complessivo su quale sviluppo abbiamo in testa per questa città. E se riusciamo alle volte, qualche volta, a imparare anche dai nostri errori, dagli errori che sono stati fatti nei tempi passati. Io mi ricordo quando si parlava della SIOT, c'erano sullo sfondo gli stessi ragionamenti, c'era una crisi della cantieristica, una crisi occupazionale, e quindi là si barattava impianti che erano semplicemente impianti in cui si utilizzava il territorio, quindi era una concezione coloniale del territorio di Trieste, ma si diceva questi impianti che hanno distrutto di fatto la valle di San Loligo della Valle, no? Questi impianti avrebbero portato nuova occupazione, avrebbero portato dei benefici per la città. Beh, alla SIOT oggi lavorano 6 persone col contratto e forse qualche impresa generale per piccole manutenzioni, probabilmente qualche cooperativa. Quindi io credo che noi dobbiamo imparare a difendere questo territorio da questo concetto coloniale in cui tutti possono venire qua. Difatti Gas Natural, io ho avuto modo anche di incontrarli quando ero in servizio attivo e come segretario della funzione pubblica ho incontrato questi rappresentanti che erano rappresentanti che, lo vedevi immediatamente, non avevano nessun problema a interloquire con le forze locali, perché hanno interloquito, e questo si vede chiaramente dalle risposte del Ministero del Ministro Passera, con il governo nazionale. Gli interessava pochissimo discutere di Agenda 21, delle popolazioni, delle scelte delle popolazioni, ma interessava semplicemente avere un ok dai ministeri competenti e, militarizzando il territorio, andare a costruire in questo territorio quello che gli serviva senza nessun beneficio. Io mi ricordo quando il sindaco di Piazza ci diceva che il mio gassificatore, e parlava delle royalties, no? Diceva, vedrai, ci porteranno tanti, ma io continuiamo a dirgli che, caro sindaco, questi non ci hanno neanche per il fiocco, non gli interessa niente, non gli interessa niente portare nessun beneficio a questa città. Io vorrei parlare anche di altri impianti di gassificazione, perché alle volte il fatto è che non vorrei che improvvisamente, siccome cambiano i tempi e quindi questo impianto non si fa perché è anche da un punto di vista economico cretino, da un punto di vista dello sviluppo portuale, della portualità, di che concetto che abbiamo del futuro di questa città, non vorrei trovarmi, e quindi lo dico preventivamente, non vorrei trovarmi un impianto di gassificazione in mezzo al golfo. Allora, abbiamo già avuto un piccolo bis polemico, ma
abbiamo fatto un discorso all'interno di Sinistra Ecologia e Libertà. Noi pensiamo che lo sviluppo economico di questo territorio e dei territori sia di bypassare queste fonti energetiche antiche e di andare a costruire percorsi che si rivolgono veramente nel futuro, dove l'ambiente è uno dei punti qualificanti. Non si può non rispetto alle nuove sensibilità, questo riguarda la ferriera, la riconversione della ferriera e altro, non si può, ecco finisco, non si può non tener conto delle sensibilità che i cittadini hanno acquisito in questi anni e quindi anche le forze politiche qualche volta arrivando in ritardo, e che l'ambiente è uno dei punti fondamentali del territorio e da salvaguardare. Grazie. Consigliere Cettin. Sì, grazie Presidente. Io avrei vita facile a fare un intervento elettoralistico come ha fatto il consigliere Patuanelli. Avrei vita facile perché noi nel 2007 eravamo un partito molto piccolo, probabilmente più piccolo di quello che siamo oggi. Facemmo un convegno, penso il primo dibattito aperto alla cittadinanza sul tema rigassificatore. Da lì sviluppammo tutta una serie di iniziative e la nostra posizione di contrarietà da subito rispetto al progetto. Potrei fare anche un collage quindi di interventi dei consiglieri qui presenti, potrei pubblicarlo su YouTube e il mio partito forse dall'1,5 andrebbe all'1,6, 1,7. A me questo però non interessa niente, preferisco dibattere di questi temi nel merito e non in maniera elettorale solo perché tra qualche mese c'è una campagna elettorale e magari al momento sono al di là delle aspettative più sopra del previsto. L'unico spunto nell'intervento del consigliere Patuanelli che condivido e che c'entra abbastanza il tema è il fatto che questo progetto, al di là di eventuali piccole modifiche, non è mai cambiato. Quindi la nostra contrarietà di conseguenza non è mai cambiata. Al di là di tutti i temi che sono stati sollevati sulla sicurezza, sull'impatto ambientale, sullo sviluppo economico, e non metto a caso in secondo piano lo sviluppo economico perché prima su temi di questo tipo dovrebbero avvenire sicurezza e rispetto dell'ambiente, mi piacerebbe anche parlare di politica energetica nazionale e forse anche europea, perché se è vero che si deve parlare di diversificazione di approvvigionamento di gas, mi si deve spiegare qual è la strategia per arrivare a questa diversificazione, perché a me non è chiara. A che prezzo diversifichiamo le fonti di approvvigionamento? Al prezzo di stuprare un territorio come questo e come altri, senza strategia e senza disegno globale, senza parlare di interessi europei e solo ed esclusivamente di interessi nazionali? Ecco, io credo che non sia l'approccio corretto su questi temi. Confermo, come nel 2007, confermo oggi il voto favorevole alla delibera e contrario al progetto del gruppo dell'Italia dei Valori. Quello che fanno altri, gli altri risponderanno all'elettorato, all'opinione pubblica, non sarò io a venire qua con un collage per prendere lo 0,5 in più alle prossime elezioni. Grazie. Consigliere De Gioia. Ma io non ho sentito l'intervento del consigliere Patuanelli e spero che non mi abbia messo tra quelli che erano favorevoli all'impianto, perché non lo sono mai stato. Ma il sottoscritto ha vissuto e vive tuttora in periferia, quella periferia che si trova a contatto con la zona industriale e a contatto con tutti questi problemi. Una periferia che poi è cresciuta negli anni e che in passato si è trovata, ma in passato, molto passato, si è trovata a convivere con quella che era la raffineria Aquila, che era considerata quella volta una potenziale bomba, perché i serbatoi dell'Aquila carichi di prodotti petroliferi, le navi che andavano su e giù, poi i serbatoi della ESSO, poi è arrivato l'oleodotto. C'è sempre stata una psicosi per la quale poi ci si abitua magari ovviamente a vivere e si è convissuto in questi anni con dei potenziali pericoli contro i quali abbiamo lottato, perché anche il sottoscritto, ma non solo il sottoscritto, anche tante altre forze politiche abbiamo lottato in questi anni perché fosse spostato l'inceneritore,
poi abbiamo visto la chiusura della raffineria, la dismissione degli impianti della ESSO, della Panfili, la raffineria Panfili, pian piano si sono diluiti, ma i pericoli comunque sono rimasti, come si è visto con l'oleodotto, che sembrava fosse un impianto non pericoloso e non è pericoloso probabilmente sotto il profilo tecnico, però abbiamo visto come è possibile attraverso un atto terroristico quanto possa diventare pericoloso e quanto potrebbe essere pericoloso un impianto di quest'altro tipo. Per cui c'è ovviamente da tener conto anche del sentimento della gente di questa parte di periferia, delle persone che hanno vissuto, che convivono e che dovrebbero ancora convivere con queste situazioni, per cui è il momento di dire basta, cioè non si può vivere avanti in questa situazione, anche perché purtroppo la città di Trieste è quella che è, la periferia e la zona industriale oramai convivono e quindi non ci sono possibilità, e allora questo impianto va rigettato per i problemi tecnici che sono stati detti, ma anche per i sentimenti e per tutelare i nostri concittadini, quelli che oramai vivono in questa parte di periferia, che hanno subito negli anni passati tantissimi di questi pesantissimi problemi, ma non l'ho citata, della Ferriera, e parlo di tutte le altre situazioni che ci sono, e vogliamo ancora castigarli con un impianto di questo tipo. Io non sono contro un piano energetico, contro un gassificatore, ma perché farlo in questo budello di mare nel quale si accalcano e dovrebbero accalcarsi ancora le navi, le petroliere, le navi con il gas, le navi che dovrebbero poi andare all'ex Aquila, il Rorò, il traffico marittimo portuale che si dice sia anche in crescita e per fortuna magari lo è. E quindi direi che al di là del piano e dei problemi di carattere tecnico ci sono altri sentimenti da tenere in considerazione, per cui noi siamo contrari. Non ripeto le motivazioni politiche che sono state espresse dal mio capogruppo, ma ribadisco il fermo no della Lega Nord affinché ci sia in questa zona costruito un rigassificatore. Consigliere Bandelli. Grazie signor Presidente. Allora, di che cosa ha bisogno questa città? Ma certamente ha bisogno di un rilancio per quanto riguarda le infrastrutture, ha bisogno di trasporti certi, ha bisogno di treni che arrivino non solo puntuali, ma che arrivino, punto, cioè che arrivino nella stazione di testa, come viene chiamata tecnicamente, quella di Trieste Centrale. Ha bisogno di rafforzare le strutture su gomma, molto abbiamo fatto, ma c'è ancora la possibilità di migliorare per il trasporto su gomma. Ha bisogno di portualità, ha bisogno che il porto, che adesso sta lavorando bene, almeno questi sono i dati, abbia la possibilità di lavorare ancora meglio, abbia la possibilità di ampliare lo sviluppo portuale in termini di aree portuali. Ha bisogno di retroportualità, ha bisogno per esempio che si allarghino la possibilità di punti franchi in espansione, e mi riferisco ovviamente all'autoporto di Fernetti, per esempio, che è uno dei tipici esempi di quello che ha bisogno la città in termini di retroportualità. Ha bisogno di avere certezze sulla sanità. Qua ho un parterre del Roi di medici, oggi c'è anche l'onorevole Antonelli, quindi li abbiamo completati, sono 7 in questo Consiglio comunale. Ha bisogno di sanità certa, non ha bisogno di riforme raffazzonate dell'ultima ora, la certezza che si mantengano i distretti sanitari, vero Mario Reali? Ha bisogno che si costruiscano nuove strutture, ma non improvvisate, ha bisogno della certezza dei finanziamenti per la sanità, ha bisogno che venga rivista la modalità tecnico-amministrativa di attuazione dei patti di stabilità per rilanciare per esempio un settore come l'edilizia pienamente in crisi. Ha bisogno che l'assessore D'Apreto possa aprire questi cantieri, non debba scrivere sul giornale, come ha fatto oggi mestamente, una lista di cantieri che non si apriranno forse mai più. Io sono sempre ottimista e penso che ce la faremo. Di questo ho già detto, c'è uno che ha questa responsabilità, rigassificatore e cantieri non aperti, e oggi è assente, è l'ex sindaco di Piazza, perché poteva farlo quando aveva i soldi, ma non ha voluto farlo negli ultimi 3 anni, aveva altri pensieri per la testa. E allora questa città ha bisogno di fondi certi per la cultura, il famoso movimento dell'1% che domani protesterà sotto la regione di nuovo perché ha bisogno della sopravvivenza per poter
continuare un ragionamento di cultura che questa città si vanta di avere. Ha bisogno di logistica e di impiantistica per lo sport, fortunatamente molto abbiamo fatto, qualcosa state facendo anche voi con quello che resta dei finanziamenti certi, ma spero si faccia ancora di più. Ha bisogno di implementare il turismo. Ci sono state tante persone che si sono dedicate al turismo, qui dentro ci sono persone che hanno fatto battaglie personali, concludo, anche per far arrivare le navi, che arrivino ancora di più navi. Abbiamo bisogno di tutte queste robe, l'unica cosa che non abbiamo bisogno è del rigassificatore. Basta, 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 mettiamoci non una pietra sopra, ma un macigno sopra. Come ho detto prima, forse questa volta uniti possiamo farcela, ma a non fare il rigassificatore. Firmato Franco, non Giulio. Grazie. Consigliere Lobianco. Grazie Presidente. Chi parla è riconosciuto non essere stato ideologicamente contrario a questo impianto, ma ovviamente a condizioni certe e nette che diano garanzie su molti temi. Il primo ovviamente è quello di sostenibilità ambientale. Questa delibera porta l'elemento nuovo di questo elettrodotto che rappresenterebbe una ferita che dal Carso fino alla città andrebbe inevitabilmente a creare un impatto ambientale non da poco. Perciò certamente a condizioni nette e nitide, quali la compatibilità ambientale, quali la compatibilità con norme di sicurezza che ancora oggi non sono evidenti. Peraltro con certezze su quelle che sono chiamate le royalty. Ora, il tema delle royalty, io dirò una cosa forte, ma questo progetto è stato presentato a questa amministrazione come un planivolumetrico di una bocciofila, perché almeno con la bocciofila avevamo anche qui i referenti e in buona sostanza qui non abbiamo avuto i referenti. E allora non sappiamo delle royalty. Signor Sindaco, guardi che se questo impianto dovesse essere discusso a livello ministeriale dovremmo rivederci per il tema royalty. Allora, a questo punto, con un percorso progettuale che usò un vostro dogma, non partecipato, non condiviso con la città, non condiviso col territorio, insomma con dei evidenti paletti, dove esiste quella compatibilità con il sistema portuale della città di Trieste. Prendiamo atto tutti delle dichiarazioni del Presidente dell'autorità portuale che dimostra contrarietà all'impianto, del Presidente della SIOT che prima chiaramente aveva dato un parere favorevole, legge contrario, e il Presidente delle associazioni industriali che aveva detto prima a favore e adesso apre invece la portualità. In buona sostanza esistono tutta una serie di elementi che mi portano chiaramente a considerare altri aspetti, quale l'aspetto della trasparenza, della nitidezza dell'atto. Io penso all'AIA regionale, che è stato chiaramente un percorso tutto da verificare. Allora, in base a tutte queste incertezze, è evidente e chiaro che il mio parere a questa delibera sarà favorevole, perché è chiaro ed evidente che non vi è una sorta di certezza sia in termini di compatibilità, sia in termini di sicurezza, sia in termini da me preannunciati, e di conseguenza il mio parere sarà favorevole. Grazie. Consigliere Patuanelli. Grazie Presidente, ma ovviamente per annunciare il voto favorevole a questa delibera e anche per ringraziare l'assessore Laureni che oggettivamente ha fatto un lavoro tecnico assieme agli uffici egregio e pregevole. Ma credo che si debba andare anche avanti e mi è piaciuto veramente molto l'intervento del consigliere Sossi e in qualche modo mi provo anche a portarlo ancora più in avanti, cioè noi in questo periodo siamo stati chiamati a valutare in un modo o nell'altro diversi progetti per questo territorio che sono veramente scellerati. Io ovviamente ci metto anche la TAV
oltre al rigassificatore, e a tutti gli addendi al rigassificatore, quindi il metanodotto, l'elettrodotto, la centrale termoelettrica, penso a Opicina, alla centrale biomasse. Ecco, io credo, volevo farlo attraverso un ordine del giorno, ma poi era tecnicamente difficile riuscire a trovare un impegno da chiedere al sindaco in tal senso, ma che dobbiamo pensare a un approccio complessivo a questi progetti prima che arrivino sul territorio. Cioè la contrarietà a progetti industriali di così grande impatto ambientale deve essere sancita in qualche modo nel nostro tessuto normativo che riusciamo a darci in questo comune, ad esempio attraverso il piano regolatore, anche se poi abbiamo la scure di progetti che hanno rilevanza strategica, che quindi fanno automatica variante urbanistica. Ma io penso che in un modo o nell'altro dovremmo trovare la strada per dire che lo sviluppo industriale di cui questa città ha bisogno non può passare attraverso progetti che devastino il nostro territorio. Non possiamo pensare di non avere industria, non possiamo pensare di non avere capacità produttive in questa zona di territorio, ma non dobbiamo neanche pensare di dover accettare o di dover neanche valutare progetti di questo impatto. Per cui ritengo che su questo dovremmo fare una riflessione prima che arrivino nuovi progetti come questi, per essere pronti ad affrontarli in modo sì unanime e condiviso, perché è di questo che la nostra città ha bisogno. Grazie. Consigliere Antonione. Grazie Presidente, signor Sindaco, colleghi, brevemente, anche perché come sentite ho qualche difficoltà a fare interventi lunghi, ma voglio associarmi a quelli che sono stati interventi che sono riuscito a sentire, purtroppo sono arrivato tardi, nel dire che anche da parte mia ovviamente ci sarà un sostegno a questa delibera, che ritengo importante perché il pericolo che correvamo era un pericolo serio, evidente, mi auguro sia scongiurato. Questo sarà un elemento che ci aiuterà a sostenere le nostre tesi, però bisogna, come dire, mantenere vigile e attenta la posizione, perché ritengo fondamentale che, come è già stato fatto peraltro bene dal Sindaco e dagli altri, ci sia un intervento sulla Regione che deve assolutamente chiarire una volta per tutte, non sul piano solo tecnico ma anche sul piano politico, quali sono le determinazioni in ordine a questi progetti che non sono compatibili, per le ragioni che ci siamo detti mille volte, con quella che può e deve essere lo sviluppo della nostra città. Quindi importante questo, ma altrettanto importante far capire che anche il Governo su questo deve trovare una posizione coesa, perché sennò è del tutto evidente che il Governo può, come ha fatto il Ministro anche recentemente, dire per noi è un progetto strategico, insomma tutti ci dicono che tutto sommato, voi sapete bene quel detto che dice non nel mio giardino, e quindi questo potrebbe essere un elemento di pericolo. Registro però che anche oggi ci sono state delle posizioni politiche che hanno trovato una convergenza su questa posizione, quindi un segnale molto positivo. Sta a lei, signor Sindaco, continuare in questa battaglia, col sostegno del Consiglio Comunale mi sembra tutto, e sperando che appunto sia una battaglia vincente. Se non ci sono altri interventi, non ne vedo, prima di passare alla votazione anche da parte mia, dichiaro ovviamente il voto favorevole del gruppo della Federazione della Sinistra, non mi dilungherò a spiegarne i motivi che sono emersi in tutti questi anni di dibattito sulle varie delibere che si sono susseguite. Volevo in questa occasione ringraziare senz'altro l'assessore Laureni, ma soprattutto gli uffici nella persona dell'ingegner Caputi, che ormai credo sia diventato uno dei maggiori esperti in materia, perché in questi vari anni si è occupato per non so quante volte del progetto e sempre con estrema professionalità e capacità. Pertanto nuovamente un grazie agli uffici e all'assessore, a tutti i consiglieri per gli interventi di oggi. Detto questo, c'è stata una richiesta di voto per appello nominale.
ambientale, pertanto prego gli uffici di procedere con questo tipo di votazione. Cosolini, Coloni, Svab, Ukmar, Barbo, Faraguna, Mozzi, Toncelli, Carmi, Cogliatti Dezza, Ravalico, Zeriul, Petrossi, Beltrame, Lepore, Muzzi, Sossi, Gerin, Reali, Bassi, Cettin, Andolina, Furlanic, De Carli, Carlsen, Antonione, Rovis, Bucci, Camber, Bertoli, Giacomelli, Declic, niente, Di Piazza, niente, Grilli, niente, De Gioia, Ferrara, Bandelli, Rosolen, Menis, Patuanelli, Lo Bianco, 36 presenti, 36 votanti, 36 favorevoli, contrari, astenuti, non partecipanti. Dunque, presenti 36, votanti 36, favorevoli 36, la delibera approvata all'unanimità. Passiamo all'immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Anche l'immediata eseguibilità approvata all'unanimità con 35 voti favorevoli. Prego, consigliere Bandelli. Grazie Presidente. Chiedo una velocissima sospensione per una capigruppo che esamini una mozione urgente che riguarda ancora il rigassificatore e che è rafforzativa forse anche alla delibera che abbiamo poc'anzi votato. Quindi se ci possiamo riunire velocemente così, visto che siamo tutti presenti, vediamo di votarla. Grazie. C'è qualcuno contrario? Se non c'è nessuna contrarietà, io propongo a questo punto di sfruttare la capigruppo anche per decidere in merito all'inserimento della delibera ulteriore nel Consiglio Comunale di domani. Pertanto possiamo farla qua in piedi, la capigruppo? Sì. In stanza mia? Va bene, ci spostiamo in stanza mia. Vi riassumo quanto deciso dalla capigruppo, che ha considerato urgente la mozione avente ad oggetto strutture di produzione e trasporto collegate all'impianto di rigassificazione di Zaule. Visto l'argomento ha deciso di inserirla subito dopo la delibera che è stata appena approvata, pertanto si discuterà subito di questa mozione. Consiglieri, prendete posto per cortesia. Dunque procediamo con la mozione strutture di produzione e trasporto collegate all'impianto di rigassificazione di Zaule a firma di
vari consiglieri, non so chi vuole illustrarla, su questa delibera. Credo che siano in fase di distribuzione 2 emendamenti. Bene, procediamo dunque con la votazione. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Fabio, tu ti presenti in un minuto, no? Ti presenti in un minuto. Il suo è un voto favorevole, pertanto 34 votanti, 34 sì, la mozione è approvata all'unanimità.